I giovani sono in calo e resta alto il numero degli abbandoni scolastici e dei cervelli in fuga all'estero. Per questo gli imprenditori faticano sempre di più a trovare personale. In Veneto nel 2022 quasi uno studente su 10 ha abbandonato la scuola prematuramente, 32.000 per l'esattezza, pari al 9,5% della popolazione presente nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni. Sempre nello stesso anno i cosiddetti cervelli in fuga, che se ne sono andati dalla nostra regione per trasferirsi all'estero, sono stati 5.000. È un quadro desolante che rischiamo di pagare caro se, come sistema paese, non torneremo a investire maggiormente nella scuola, nelle università e soprattutto nella formazione professionale. Insieme al calo demografico, l'abbandono scolastico e il trasferimento all'estero di chi ha completato il percorso di studi rischiano di avere conseguenze pesantissime per l'economia. Secondo la CGIA di Mestre, avere sempre meno giovani e spesso con livelli di istruzione insufficienti rende sempre più difficile per tantissime piccole e medie imprese il reperimento di personale idoneo ai processi produttivi, un allarme che deve essere risolto il prima possibile. Altrimenti nemmeno gli immigrati, ovviamente regolari e adeguatamente formati, potranno aiutarci a risolvere questo problema.